sviluppare le potenzialità ricettive. Un centinaio di giovani finalisti, tutti imprenditori agricoli provenienti da ogni angolo del Veneto per presentare i loro progetti. Il premio Oscar Grindi di Coldiretti richiede una visione moderna dell'agroalimentare, con quell'intelligenza naturale da contrapporre in modo vincente a quella artificiale. L'esempio è con Silvia Bertazzo di Adria, vincitrice di uno dei premi. Io ho vicino a me un'associazione di ragazzi disabili, proprio a 2 chilometri dall'azienda, e ho unito il mio prodotto chilometro zero, quindi il miele, le marmellate, i biscotti, alla sostenibilità e al lavoro sociale chilometri zero, e quindi insieme realizziamo le bomboniere sostenibili e con degli ottimi prodotti di qualità. Innovazione continua che parte anche dal luogo che ospita l'evento, uno hub di Montebelluna che il suo creatore sviluppa di continuo. Quindi partiti con un'idea che però si moltiplica di volta in volta col lavoro. Partiamo con la nostra idea, abbiamo all'interno uno startup studio, si chiama proprio così, per poter generare nuove idee e condividere, perché oggi fare una nuova impresa vuol dire anche combinare tante competenze diverse, digitale, marketing, finanziario, saper fare, idea. L'idea che di solito spesso non può più rimanere oggi nel cassetto per tanto tempo, ma deve essere sviluppata. Sostenibilità e progettualità. Coldiretti guarda al presente e al futuro coinvolgendo la politica nel percorso comune. Negli interventi di nominati e premiati si sente parlare di gioventù ma anche di ripartenza al tempo stesso. L'agricoltura offre queste opportunità. Assolutamente sì, l'importante è però che ci sia l'accompagnamento dovuto. Oggi per un giovane è difficile avere accesso al terreno e accesso al credito. Questi sono due importanti limiti che dobbiamo assolutamente superare perché dobbiamo consentire a chi ha un'idea di metterla a disposizione. L'accesso al credito in particolare è una delle esigenze che abbiamo manifestato anche politicamente a chi si è candidato alla Regione e che oggi è chiamato a governarla, perché su questi percorsi possiamo sicuramente fare di più. Qualche idea politica per un cambio di marcia o una strada diciamo già intrapresa che va continuata? Sicuramente tante iniziative sono già state realizzate, ma si può guardare avanti sempre con lungimiranza e garantire, qui siamo anche tra giovani agricoltori, un rifinanziamento del fondo primo insediamento, quindi un abbattimento poi dei costi burocratici delle pratiche per l'accesso ai fondi di rotazione, dei fondi di garanzia e soprattutto anche una valorizzazione dell'agricoltore come custode del suolo. Inevitabile chiedere al neogovernatore a che punto sia nella costruzione della sua giunta, la prima del post Luca Zaia. È una composizione della giunta che passerà innanzitutto per il vaglio della qualità delle figure, devono essere sicuramente figure di profilo, persone che conoscono il tema di riferimento, possibilmente che abbiano fatto anche il sindaco. Io lo reputo un passaggio fondamentale perché è assolutamente un ruolo che ti forma sotto tutti gli aspetti e soprattutto ti richiama all'importanza di rispondere ai tuoi cittadini, quindi al senso di responsabilità nei confronti della comunità.